Bene raga, siamo all'aeroporto internazionale di Denver, ragazzi, con l'American Airlines e quest'oggi che tappa tutta in Colorado, Denver, Aspen ragazzi, proviamo Aspen X che è l'aerosoft, quindi sarà un atterraggio difficile perché lo dovremo fare sicuramente in manuale, in mezzo alle montagne, sarà dura, ma il Cuba vuole tentare l'impossibile. Raga, ci stiamo preparando per il push cats. Tanto noi prepariamo qua l'altitudine iniziale già 18.000. Prepariamo anche la velocità. Non ho fatto il carico scarico bagagli perché su questo aereo sappiamo che non è fatto benissimo, no? Perché il programma non è impostato per questo modello, o forse devo sistemare delle cose io, ma fotte seghe. Chiaramente per le tappe americane ho abbassato di parecchio il numero di aerei in volo e in aeroporto, perché sennò ragazzi veramente c'è il crollo delle prestazioni, una roba devastante proprio raga. Quindi accontentiamoci. Guarda lo metto, guarda che bello lo metto. Ok. Ci stiamo preparando per il push cats. Ma guardate la bellezza di quest'uomo ragazzi. Eccoci qua. Guardatelo. His wife is the best in the world. Guardatelo. Così adesso ci sono. Ecco sì, diciamo che c'è un numero non alto. Ho messo Unlocking gear. Ok. Dai, cominciamo anche a far andare i motori. Il tempo alla fine non è negativo, non è proprio un tempo di merda, già questo è importante. Ok, ciao bello. Ok ragazzi, abbiamo l'autorizzazione al decollo da Denver Center. Purtroppo in America non posso prendere tanti come si dice, aeroporti fatti bene, perché ragazzi come si dice, sono più pesanti in America, devastante. Ok ragazzi, rock and roll, si parte. Mamma, sarà durissimo l'atterraggio, lo so già. Ok, qua è atterrato un aereo. E si va. Si parte da Denver Center. Destinazione Aspen. Dai vecchio mio, dai. E vai che si parte. Ok.
10 miglia, 22 minuti, però si arrotonda a un'ora chiaramente perché solo l'atterraggio secondo me dovrò ripeterlo 82 volte, però vedremo. Mamma mia. Ok. Inizia la salita. 180. Davanti a noi le montagne. Davanti a noi solo le montagne, poi mi sto già gasando. Sto volo che esiste veramente, ragazzi, se non un volo realmente esistente. Il Colorado è bello, sarebbe un mio pallino andare ad Aspen. Mi piacerebbe tantissimo. Bellissimo comunque. Fra un po' iniziano le montagne del Colorado. Per 250 e sta piovendo anche, non nevica ma piove. Prevedo cose turche. Prevedo cose veramente dure. Speriamo bene ragazzi, ma questo sì che è un avvicinamento difficile. Al 250 che dobbiamo scendere all'160. It's incredible Cube, it's incredible. Ok. Mamma mia che duro. 65 miglia. Speriamo. Forse ci sarà anche la possibilità di fare un ILS, vedremo. Non sono sicuro, ma ci proviamo. Bene direi. Leggere nuvole sulle montagne del Colorado di Aspen. Molto bene. Siamo in discesa a quota 140. Quante montagne, sarà durissimo atterrare raga, sto cagando abbastanza addosso, eh? Si va di manuale ma non vedo niente. No, no adesso così. No, non vedo un cazzo. Oddio no, è finita raga. È finita ragazzi. Sync rate. Sync rate, non vedo niente. Ti prego. Vai via, nebbia. Ok, la pista è proprio davanti a me. Mamma mia! Fiori tutto in manuale. Ah, sarà difficilissimo, ve lo dico già ragazzi. Sync rate. Sync rate. Vaffanculo. Sto scendendo troppo velocemente. Pull up. Stavo. Pull up. Stavo. Sync rate. Sì, ho capito. 2500. Sync rate. Qui sarà un'impresa. Oh. No, non ce la posso fare. Sync rate. Sync rate. Sync rate. Sync rate. Sync rate. Basta, stai zitto. Sync rate.
2,500. Ragazzi, sono tesissimo. È un'impresa, raga, è un'impresa. È un'impresa, per il Kuma è un'impresa questa ad Aspen. Mamma mia. 1,000. Sink rate. Basta, zitto, sta a Think portare rate. sfiga. Sink rate. Sink rate. Sink rate. Sink rate. Basta, porco. Sink rate. Sink rate. 400. Don't sink. 300. Eh, 200. mamma mia. 100. Mamma mia. Mamma mia. Minimums 50. 40. 30. 20. 10. Beh, dai. Dai, è andata. È andata. Pensavo molto peggio. Very good. Ad Aspen da fenomeni. Stupendo l'aeroporto di Aspen, ragazzi, guardate che bello. Veramente fatto benissimo. Sani e salvi i passeggeri. Adesso li scarichiamo qua in mezzo alle montagne. E vabbè, niente, raga, sono distrutto. Prossima tappa, avverto già, proviamo Manchester X. Tappa sarà Glasgow, Manchester. Raga, ho salutato il comandante veneziano. Ciao!